Arriva puntuale anche per questa domenica l'appuntamento con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni domenica sera in diretta qui su Sesta Rete, canale 215, a partire dalle 19:30 sino alle 21, la replica alle 23 e la replica anche lunedì mattina a partire dalle ore 8:30. E vi ricordo che questa trasmissione, così come tutta l'intera rete televisiva, vi è anche modo di seguirla attraverso lo streaming su www.sestarete.org. Saluto immediato in questa puntata la nostra penaltina Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Ettore, buonasera e ben ritrovati. Vedo che sei già abbronzata, quindi evidentemente la stagione di penalty sta per concludersi. Sì, effettivamente ormai siamo quasi agli sgoccioli, quindi... Infatti, mancano ancora 2 domeniche ufficiali e poi grande chiusura domenica 25 con la trasmissione che si chiama Penalty Award, che premierà i migliori per quanto riguarda la stagione dei dilettanti 2013-2014, ma di questo ampiamente ne parleremo già dalle prossime ultime 2 puntate. Salutiamo in postazione non Carmelo Puglisi, che oggi si è preso una bella giornata di riposo, ma il nostro Alessio Patti. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Non che tu non sia bravo quanto Carmelo, voglio dire. Beh, questo è un complimento che fai tu, perché obiettivamente Carmelo ha molta più esperienza di me. Beh, Ho solo da imparare. Quest'anno hai curato in modo particolare la prima categoria, ma oggi ci presenterai un quadro quasi completo anche degli altri campionati. Sì, esatto, parleremo dell'ultima giornata dell'interregionale, ora sarai tu stesso a presentarlo. Benissimo, invece mi corre obbligo subito, immediato, di presentare i nostri ospiti di questa puntata di penalty, puntata numero 22. Subito alla mia destra un volto conosciuto del calcio dilettantistico, ma anche, devo dire, di Sesta Rete, mister Turi Di Stefano. Ciao Turi, ben trovato. Ciao Ettore, ben trovato e benvenuto. Infatti, è vero, è vero. Anche perché tu ormai sei un ospite fisso di penalty, insomma, ci vieni a trovare spesso, Diciamo che... Profondo conoscitore del calcio dilettantistico anche. Profondo. La tua esperienza ti fa... un po' di aggiornarci, perché chiaramente, sai, il calcio non è più quello di una volta, quindi per cui... È cambiato notevolmente. Vicino a te un altro mister storico del calcio dilettantistico, adesso attualmente ai box perché preferisce allenare i settori giovanili, però rimane sempre un nome molto conosciuto appunto nel calcio dilettantistico catanese. Parliamo di mister Salvo D'Arigo, che insomma ci lega anche un'amicizia ultraventennale. Ciao Salvo. Buonasera a tutti, buonasera Ettore. Ben trovato. Ti ringrazio è la seconda volta che vengo. Sì, è vero. Con tanto piacere. Sei un ospite talmente gradito e poi un profondo conoscitore sicuramente del calcio. Data l'età. Infatti. Attenzione, perché vicino a te c'è un personaggio che ti è molto vicino, sì, anzi molto caro, devo dire. Certo, tuo figlio Giuseppe, sì. Giuseppe D'Arico, che gioca con il Taormina. Ciao Giuseppe. Buonasera. Stagione saltante, perché insomma il Taormina nessuno lo dava per favorito per arrivare addirittura a giocarsi i playoff. No, infatti, però siamo riusciti ad arrivare a questo... Grande soddisfazione a Taormina, Come andrà a finire? Vi Ancora state non si allenando? sa, però Perché abbiamo poi c'è tutte questa le carte pausa verdi. interminabile di questo girone B del campionato di eccellenza, che insomma adesso ne parleremo con i nostri ospiti, è veramente incredibile, esageratamente incredibile. Decento li torchia in continuazione. Sì, questo è giusto, perché bisogna allertarli sempre pronti per la partita che dovranno affrontare, tra l'altro con una squadra importante, per cui insomma non potranno sbagliare. Allora, parliamo subito in apertura di questa ultima giornata invece del campionato interregionale. Si è conclusa già da qualche settimana la gara riguardante la vittoria finale, con questo Savoia che ormai insomma è volato nella prima serie, nella prima divisione, e quindi insomma fatto questi giochi si è puntato principalmente sui play-out, e anche lì ci sono state delle notevoli sorprese. Guardiamo i risultati di questa ultima giornata e poi li commentiamo in studio, e abbiamo anche una piccola sorpresa, più che sorpresa, un omaggio importante. Noto Agregas 0-3. Orlandina Battipagliese 3-2. Savoia Città di Messina 1-0. Interreggio Comprensorio Montalto 0-0. Pomigliano Due Torri 1-0. Cavese Licata 19-5. Agropoli Nuova Gioiese 1-1. Torrecuso Rende 2-3.
Indubbiamente ci sorprende questo risultato incredibile a Cava dei Tirreni con questa vittoria straripante della squadra di casa nei confronti di un Licata che ormai da parecchie settimane ha abbandonato questa Serie D. Auguriamo naturalmente a tutta la cittadina ma anche a tutti i dirigenti un pronto rientro in una categoria importante qual è stata e qual è sicuramente l'interregionale. Tra l'altro adesso con la chiusura della seconda divisione il prossimo anno sarà una Serie D sicuramente molto piena di qualità. Guardiamo la classifica di questa ultima giornata del campionato di Serie D. Savoia 82 punti, Agregas 72, Agropoli 63, Battipagliese 57 punti, Torrecuso 52, Nuova Gioiese 50 punti, Cavese 49, Noto e Interreggio 45 punti, Pomigliano e Orlandina 43, Comprensorio Montalto e Rende 42 punti, Due Torri e Città di Messina 34, Vibonese 32 punti, chiude la classifica Licata a 20 punti. Vogliamo ricordare naturalmente che il comprensorio Montalto, l'Interreggio e la Battipagliese hanno avuto un punto di penalizzazione, 3 punti di penalizzazione li ha avuti il Licata e ben 4 di penalizzazione la Cavese. Come tutti ben sanno il Ragusa a metà stagione ha abbandonato, per cui ha rinunciato al campionato ed è stata quasi in automatico squalificata ed è retrocessa indubbiamente nel campionato di eccellenza. Allora, prima di passare ai commenti legati a quest'ultima giornata del campionato interregionale, noi adesso abbiamo un collegamento importante perché abbiamo in linea il direttore sportivo del Due Torri, Benedetto Bottari, direttore sportivo di una squadra che è stata colpita in maniera incredibile di un lutto che ha un po' sconvolto tutto il calcio dilettantistico, la scomparsa di un proprio tesserato di Marco Salmeri. Direttore, mi sente? Sì, certo. Buonasera. Voi state rientrando dalla trasferta di Pomigliano, si diceva che probabilmente avevate chiesto il rinvio, ma cosa è successo? Poi alla fine la partita si è svolta. Sì, avevamo chiesto il rinvio di 3 giorni, la Lega ha deciso di non decidere, demandando, il Dipartimento Interregionale ha deciso di non decidere, demandando la decisione alle società. Non tutte le società sono state favorevoli a questo e quindi a questo spostamento e quindi ci è toccato. Siete stati costretti ad andare a vivere Sì. sicuramente una partita quasi surreale, perché quello che è successo la scorsa settimana ha colpito tutta l'opinione pubblica sportiva e non solo. Sicuramente, Com'è sicuramente stato? però vedi quello che fa male e poi, cioè oggi ci siamo fatti una trasferta di 500 km per venire poi, cioè ci siamo fatti una trasferta di 500 km con la morte nel cuore, Certo. per essere poi trattati in modo vile, vigliacco da certi, non so, dirigenti del Pomigliano. Addirittura, cioè, quindi c'è stato anche un comportamento poco sportivo allora. Sì, assolutamente sì. Siamo amareggiati. Mi immagino, direttore, mi immagino. Non immaginavo io, ma penso nessun altro Non che potesse neanche succedere noi una cosa di essere- questo Di genere. essere minacciati nell'intervallo, sinceramente, dopo qualcosa che ci aveva colpito in un modo violento e traumatico. Tra l'altro il Pomigliano con la vittoria in Coppa Italia acquisiva già il diritto di partecipare ai playoff, quindi la vittoria poteva anche non starci, insomma era l'ultima No, cosa. il Pomigliano era obbligato a vincere. Ah, ero obbligato a vincere per Sì, acquistarlo era lo obbligato a stesso. vincere, sì, Ho sì, capito, ho capito. Vabbè, Sì. comunque mettiamo da parte tutto quello che è successo a Pomigliano. È stata una settimana indubbiamente tristissima per tutta la vostra società, per tutto il vostro ambiente. Qual è il primo pensiero che le viene in mente nel raccontare quello che è successo? Ma il primo pensiero che mi viene in mente è il ricordo di Marco. Sicuramente è un ragazzo che oltretutto io avevo da 6 anni, perché aveva giocato con me anche nel corso dei miei 3 anni trascorsi a Milazzo. Avevamo vinto insieme 3 campionati a Milazzo e era un ragazzo che io mi portavo ovunque, un ragazzo straordinario, stupendo,
non ci sono aggettivi. In questi casi si fa spesso retorica, però nel caso di Marco non è retorica, ma è Immagino. è pura realtà, perché con Marco non potevi non andare d'accordo. Era uno che non mollava mai, uno che ha subito nel corso della sua carriera anche qualche infortunio di troppo e si è sempre rialzato, ha sempre avuto la forza per reagire, sempre grande coraggio, grande passione smisurata per il calcio. Immagino. È E stato soprattutto per Milano. Senta, direttore, le condizioni degli altri 2 feriti in quel drammatico incidente della scorsa settimana, ci può dare qualche notizia? Guarda, Alizzi ha subito un intervento al braccio, è stato dimesso nella giornata di ieri dall'ospedale, mentre Peppe Guido in questo momento è in una stanza settica della terapia intensiva. Speriamo ci rimanga Si parlava di coma farmacologico. Sì, adesso comincia a essere comunque un po' vigile, le condizioni migliorano sensibilmente e speriamo che da qui già domani, dopodomani, possa uscire dalla stanza settica per essere portato in reparto e quindi Certo. poi Guardi, riavviarsi verso il recupero. è l'augurio che facciamo noi di Penalty, ma sicuramente tutti gli sportivi siciliani che insomma la scorsa settimana hanno appreso questa drammatica notizia. Noi la ringraziamo per la sua squisita disponibilità, sappia che comunque noi nel nostro piccolo siamo vicini sia alla famiglia indubbiamente, ma anche alla società che ha subito questo dramma incredibile. Grazie direttore, grazie al direttore Benedetto Bottari del Due Torri. Io prima di continuare a parlare di questa drammatica vicenda, soprattutto della scomparsa di Marco Salmeri, prima di vedere una clip che noi di Penalty abbiamo proprio preparato per questo giovane atleta del Due Torri, volevo scambiare una battuta veloce con i nostri ospiti. Turi, senza parole. Ma viene voglia di abbandonare tutto, onestamente. Certo, questo fatto che a Pomigliano... Ma non solo il dramma che hanno vissuto e stanno vivendo, la morte di questo splendido ragazzo che, come dice il direttore, e un altro ragazzo in coma, insomma 3 persone che hanno, cioè uno purtroppo ci ha è perso morto, pure la 2 vita. gli hanno rischiato la vita. E oltretutto la federazione che non rinvia Questo ha la dell'incredibile, questo a prescindere ha Pomigliano, dell'incredibile, la federazione dell'incredibile. deve essere molto attenta, ma poi non ci Tra l'altro avevano meravigliamo. richiesto soltanto l'invio di 3 giorni da come ha Esatto, detto ma a il prescindere da direttore. questo non ci meravigliamo che in quelle zone, Pomigliano e è via una zona discorrendo, molto calda. e che non guardano nessuno. Allora questa secondo me è una denuncia ben precisa che si deve fare. Noi altri che siamo nel calcio, proprio fare delle denunce quantomeno a livello mediatico. È Poi vero, magari è vero, si fa una bolla di sapone, Certo. ma quando viene a farci È vero. partecipi. Salvo, cosa ne pensi? Sconcertante. Dopo una tragedia del genere non c'è la minima sensibilità da parte della federazione, perché è sconvolgente dopo una settimana di lutto, dopo quello che è successo, e anche con i 2 feriti, Di cui ancora non venire uno incontro a una in società maniera grave. e anche indirettamente anche alla famiglia, perché hanno ben altro a cui pensare alle Certo, partite, certo. indubbiamente. Chiaro e E logico. poi sentiamo dalla voce diretta del direttore sportivo quello che è successo lì a Pomigliano. Questo ci sorprende tutti, Sconcertante, ci sorprende sconcertante. tutti. Cioè davanti alla e morte non abbiamo c'è parole, più, non abbiamo so parole. come dice giustamente Turi Di Stefano, da abbandonare tutto. Voglio sentire anche il parere di un calciatore, insomma, sapere che una cosa di questa colpisce una squadra, credo che sia un dramma per il gruppo difficilmente superabile, no Giuseppe? Molto difficilmente. È vero, me ne immagino. Allora, sentiamo anche il parere di Alessio, insomma, una scomparsa così drammatica ci lascia pietrificati, e sapere poi che a Pomigliano succedono anche delle cose così brutte dispiace ancora di più. I nostri ospiti hanno già esplicato nel migliore dei modi qual è il pensiero, credo, comune della maggior parte delle persone. Ci uniamo tutti al dolore della famiglia e non credo che vadano commentate e attenzionate più di tanto le non scelte della Lega quanto il comportamento davvero barbaro e villano dei dirigenti del Pomigliano.
Parlano da soli questi Parlano da atteggiamenti, soli. Ettore. E adesso parleranno da sole le immagini di questa clip che abbiamo preparato noi di penalty alla memoria di questo giovane atleta di soli 23 anni che è scomparso rientrando a casa dopo una partita giocata con la propria squadra messinese. Marco Salmeri da penalty. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Oh, I just wanna hold you. I just wanna hold you. Oh yeah, am I in too deep? Have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain, oh yeah. I will stand by you forever. You can take my breath away. I can be your hero. I can kiss away the pain. And I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. Certo che insomma scomparire a 23 anni ferisce tantissimo. Ci è sembrato giusto dedicare questa prima parte della nostra trasmissione a questo giovane atleta del Due Torri che appunto la scorsa settimana ha perso la vita. 2 suoi compagni di squadra sono ancora in ospedale, addirittura uno ancora in coma farmacologico. Auguriamo chiaramente una pronta guarigione a entrambi e un abbraccio fortissimo naturalmente alla famiglia e siamo vicini anche, come ho detto poc'anzi, alla società del Due Torri. Allora, prima di chiudere questa parentesi, so che insomma Turi sei rimasto talmente spiazzato che vuoi ancora dire una cosa importante. A prescindere, hai fatto un servizio splendido in onore di questo ragazzo, un ragazzo pieno di vita. Io sono sconvolto, ma lasciamo stare Pomigliano. Purtroppo in Campania queste cose magari succedono, quindi ci sorpasso, ma la federazione Roma doveva intervenire a rinviare la partita, o quantomeno di 3 giorni. Di spostarla, non dico rinviarla. È una cosa assolutamente, cioè io è da molto tempo che faccio calcio, credimi, mi vergogno di commentare queste D'altra parte non dimentichiamo che questa finale di Coppa Italia secondo me non andava giocata assolutamente e non andava neanche più assegnata, per allargare un po' il discorso, no? Certo. Ora, a prescindere dai Tafferugli, però voglio dire, quello che è successo a Roma è la dimostrazione di una Lega che non è per niente presente, non riesce a leggere l'attualità. Sì, ma non è solo Lega. Guarda, scusa un attimo, 3 secondi. È un problema istituzionale in generale di un paese. Catania-Roma, dove in tribuna dove ero io. Lo sai che non parliamo di calcio? No, per dire, certo. Assolutamente. C'erano anche qualche dirigente della Roma, eccetera, lì ci si parlavano.
anche loro non erano sconvolte per quello che era successo. Questo tifoso che è stato già individuato, eccetera, eccetera, un tifoso purtroppo romanista. un tifoso romanista che poi sia stato distecato meno, ma comunque aveva l'arma. Cioè, questo ha preso Quindi un'arma una cosa- da fuoco e ha sparato. Però il quindi- problema va molto a fondo, non è Molto a solo fondo. calcistico. Chiudiamo Va qui il bene. discorso, perché Va parliamo bene, va di bene. calcio dilettantissimo, ci mancherebbe. Perfettissimo, allora ci dobbiamo fermare, abbiamo se non sbaglio la prima pausa Sì, pubblicitaria. Ettore, abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete con Penalty. Ricordate quindi l'appuntamento domenica 25 con l'ultima puntata di Penalty, ma soprattutto con Penalty Awards, dove si premieranno i migliori di questa stagione dilettantistica 2013-2014. Allora, mettiamo da parte il campionato interregionale con tutti i suoi vari strascichi legati anche alla vicenda Due Torri e l'omaggio giusto e doveroso a Marco Salmeri. Parliamo adesso del campionato di eccellenza, lo facciamo subito con una schermata perché ci dà il quadro completo del girone A. Dico bene Alessio? Sì, esatto. Parliamo del girone A dove a sorpresa devo dire la Parmonval è riuscita a vincere questa partita importante col Marsala. Aveva il favore il privilegio di giocare nel proprio campo per via del miglior piazzamento in classifica, 0-0 nei tempi regolamentari. Durante i tempi supplementari il Parmonval segna la rete decisiva e vola verso il campionato nazionale dilettanti. Strano perché il Marsala insomma ha un blasone importante, però evidentemente non è stato sufficiente per cercare di... A volte io riprendo una frase che ha detto Uberto Previti qualche settimana fa quando è venuto ospite in questa trasmissione. Allenatore di calcio a 5. Esatto, allenatore del Mascalucia Calcio a 5. Il blasone è spesso un'arma a doppio taglio perché fa sì che qualsiasi squadra tu incontri gioca col coltello tra i denti. È vero. Turi, è vero questa cosa, il blasone del Marsala non è stato sufficiente, forse l'entusiasmo del Parmonval... Scusa, io in questo giro non lo conosco. Di quale zona? Siamo nel Palermitano. Nel Palermitano. Palma di Montechiaro mi pare. Palma e Montechiaro, ecco, hanno cambiato. Quindi Agrigento. Beh, chiaramente il blasone lascia il tempo che trova, poi sono i fatti, poi il campo quello che comanda, indubbiamente. Soprattutto nei dilettanti. Ma io ti posso dire in tutte le categorie. Sì, no? però il a maggior ragione. Però tu il blasone di squadre di Serie A è sempre quello, può essere qualche sì, annata, sì, ma sì, nel sì, calcio dilettantistico. Il Parmonval tra l'altro ha fatto una stagione un po' altalenante perché nella parte iniziale un po' zoppicava, poi nella parte finale si è ripresa, ha fatto una grande Montechiaro, Gattopardo. Sì. Ecco Sì. dove... Anche perché Gattopardo, se andiamo a vedere il corso del campionato, il Marsala è stato attardato per gran parte del campionato. Anche il Marsala ha fatto ha un inseguito recupero, i playoff, li ha presi nelle ultime giornate perché se andiamo a vedere le prime classificate, Camarat, Leonfortese che poi ha vinto il campionato, non vediamo il Marsala nelle Attenzione prime. perché questo Marsala poi ha eliminato l'Alcamo che è arrivato secondo in classifica, l'Alcamo quindi eliminato. voglio dire era anche con i Ma sai, in queste favori partite del poi sono gli pronostico. episodi. Ternallotto sono È un spareggi, ternallotto, sono quindi spareggi, è un ternallotto. sappiamo benissimo. Sarà un ternallotto anche il girone B del campionato di eccellenza. Possono partire delle immagini riguardanti il Taormina. Serviranno da sottofondo per parlare con Giuseppe D'Arrigo di questo Taormina che all'inizio, diciamolo pure, nessuno dava alto in classifica. No, non parla il papà, parla il figlio. Giuseppe. No, ma è stato grazie anche al mister Decento Sì. che è riuscito a farci giocare bene contro qualunque squadra. Ad esempio- Avete tra l'altro fatto una partenza un po' titubante, poi avete fatto un bel filotto, Di momento di vittoria crisi e poi consecutiva. grande finale che vi ha permesso di recuperare alla grandissima e di arrivare secondi, che è una posizione importante in vista dei playoff, no? No, veramente siamo arrivati quarti. No, giusto, scusami, perdono, giocherete non con la sta bene. seconda, perdonami. Giusto. Una mia gaffa, ti chiedo scusa. Contro il mister Bianco, anche se siamo fuori casa, sarà una partita difficile, però abbiamo tutte le carte per poter passare questo In turno. squadra che atmosfera regna? Di consapevolezza dei propri mezzi però? Sì, però abbiamo anche qualche squalificato, però non ci buttiamo giù di morale e tendiamo di passare questo turno.
papà d'Arrico. Sì, devo intervenire. Dai, di non so come qualcosa. fare, perché sono il primo tifoso di questa certo, squadra. sei papà, no? tifoso, Perché allenatore. Con il tutto e fatto di più. allenare il settore giovanile giochiamo solo la mattina, Sì, il pomeriggio tranquillamente giustamente, posso andare a vai a vedere, il vai a vedere chi Taormina, di competenza. e anche qualche trasferta anche più lunga. Certo. È stata una grande sorpresa. Sì. Da premettere, mio figlio all'inizio era tesserato con la Tiger. Sì, la Tiger Pro. Poi non si è trovato bene, qualche infortunio, qualche problema fisico. Il Taormina l'ha richiesto, è passato alla Taormina e si è trovato in un ambiente ottimo, Decento è riuscito a fare una bella squadra. Ma dobbiamo ricordare che all'inizio il Taormina rischiava di non iscriversi. Di non iscriversi, questa È stata famosa cosa è la si più sapeva grande in giro. sorpresa del girone. E quindi Poi adesso- quando si è iscritta chiaramente E gli obiettivi erano prospettiva di di questa salvezza. partita finale? Allora io posso dire una cosa, anche se sono un po' di parte, gioco un gran bel calcio, giocano bene, hanno un gran bel ritmo di Mister Bianco partita. di Chiavaro però, Certo, però ecco, il problema sarà anche il problema del campo. È vero. Mister Bianco è un campo difficile, Sì. difficile perché incontrerà una squadra del figlio, in battuta. terra battuta, c'è poco da giocare, loro sono abituati a giocare in un sintetico. Quindi ottimo. sarà veramente Sarà una partita da non molto perdere. dura, molto Tra l'altro dura. non si sa ancora quando si gioca perché c'è tutto l'abbinamento legato alla San Pio che deve fare questa finalissima in prospettiva Coppa Italia per poter eventualmente accedere direttamente alla Serie D. Se dovesse perdere farà i playoff, se dovesse vincere scatterà il posto libero per l'Igea Virtus, quindi c'è un ingarbugliamento totale. Nel frattempo i ragazzi si devono soltanto allenare e basta e un po' di pensare. settimane che si allenano. Turi, voglio sapere un pronostico su questa partita, però Mister Bianco Taormina. Sono due amici miei. Infatti, per questo ti voglio mettere in difficoltà. Sia Saro Decento e sia Gigi Chiavaro. È vero, è vero, è vero. Indubbiamente. E chi dai vincente? Ma vedi, in queste partite non c'è mai un pronostico ben preciso, perché anche se il Mister Bianco ha qualche cosa in più per il fattore campo, eccetera, però gli episodi possono essere favorevoli o meno a secondo. Quindi per cui non ho... Certo, Sarà un po' dura. più avvantaggiato magari diciamo che sia il Mister Bianco. Ma Perché ha due io direi- risultati su tre. Esatto, Certo. chiaramente come Probabile. giustamente dice Salvo, anche Saro Decento fa giocare le squadre come? bene perché E la come? verità del Corrono altre tantissimo, occasioni. no? È risaputa Quindi questa lui cosa. oltretutto perché viene dalla scuola di Zema. Un certo lo Zeman, sappiamo sì. per benissimo. cui ha questa filosofia, diciamo. Va Qualche benissimo. insegnamento Scopriremo tutto nelle prossime settimane quando finalmente si giocheranno questi playoff del girone B del campionato di eccellenza. Adesso ci fermiamo, Federica lancerà la pubblicità, appena rientreremo lanceremo lo spazio dedicato al Match Talent, il torneo di calcio a 7 che noi di Penalty stiamo seguendo puntualmente ogni settimana. Sì, Ettore, abbiamo un altro brevissimo stacco pubblicitario, rimanete ancora con Penalty. Eccoci rientrati in studio dopo lo spazio dedicato all'interregionale e all'eccellenza e come al solito all'interno di Penalty sia questa settimana sia anche le prossime due puntate intorno alle 20:05 va in onda la replica di questo spazio dedicato al Match Talent, il torneo di calcio a 7 che si svolge presso la Bola di Mister Bianco, un torneo che stiamo seguendo, torneo di grande qualità tecnica dove sicuramente moltissimi giocatori dell'ambiente dell'Interland catanese hanno modo insomma di dimostrare le proprie qualità. Guardiamoci questa rubrica Match Talent all'interno di Penalty.
Nella puntata di penalty lo spazio dedicato alla Match Talent, il torneo di calcio a 7 che si svolge presso la Bola di Mister Bianco, organizzato come tutti ben sanno dalla Caruso Management. È stata una settimana intensa, si sono già visti i primi gol importanti, le prime realizzazioni di grande qualità, come del resto tutto il torneo è di grande qualità. Oggi nella puntata della domenica vi raccontiamo tutto quello che è successo nel fine settimana. Just
Talent è stata una settimana un po' fredda, però vabbè, ci può anche stare, ma soprattutto è stata una settimana dove abbiamo notato grande qualità tecnica da parte di tutti i giocatori e delle squadre che sono veramente agguerritissime. Beh, grandissimi giocatori, grandissimi gol, ci sono stati gol straordinari, acrobazie di altissimo livello. Attendiamo la settimana prossima, che speriamo che il tempo si riscaldi un po'. Diventi un po' più estivo. Sì, perché il clima, ragazzi, è straordinario. Poi grazie a te che vieni la sera, incredibile ma vero, torneo Match Talent, hai detto dottor Ricci, sei un grande. Noi invece siete voi i grandi, sapete perché? Perché avete veramente messo dentro questo torneo giocatori che fanno veramente la differenza rispetto a tante altre manifestazioni che sono già incominciate a nascere nel territorio dell'Interland catanese. Sì, perché stanno vedendo la novità. Abbiamo un grande Salvo Terranova che fa piangere, fa uscire la lacrimuccia su ogni video. Abbiamo la telecronaca live che quindi incita un po' le persone. Meglio di così, sono l'uomo più felice di questo mondo. Poi pian piano facciamo scoprire un po' di nomi individuali. Certo. Oggi è così. Allora, abbiamo visto dunque quello che è successo negli altri 2 giorni all'interno della prima settimana del Match Talent con Ciccio Caruso, organizzatore di questa manifestazione. Vi diamo appuntamento naturalmente a sabato prossimo, come al solito alle 15:40, in replica alle 20, sia il sabato che la domenica. E la puntata della domenica, come tutti ben sanno, è all'interno di Penalty. Eccoci di nuovo in studio, dopo la parentesi dedicata in apertura della terza parte al torneo Match Talent, che vi ricordo si svolge alla Bola di Mister Bianco ogni sabato e domenica a partire dalle 15:40 e alle 20 questo appuntamento. L'appuntamento della domenica, la replica delle 20 chiaramente all'interno della nostra trasmissione Penalty. Penalty che adesso saluta un nuovo ospite, Mister Aldo Musumeci, già allenatore dell'Atletico Militello, già allenatore di parecchie squadre del settore giovanile, adesso da qualche anno all'inverso di Salvo D'Arrico, più propenso a giocare un calcio per i più grandi. Aldo? Lui è giovane. Insomma, Aldo, buonasera a tutti. Tra l'altro si è andato a vedere una bella partita a Sant'Antonio, città di Catania, che era un playoff importante di prima categoria. Non sveliamo il risultato perché così insomma diamo ancora un po' di suspense. Parliamo invece di promozione e lo facciamo subito con le schermate che ci danno un quadro e qui Alessio ci dà anche un po' la possibilità di spiegare bene. Parliamo di playoff soprattutto perché i playout già la scorsa settimana sono stati definiti. Parliamo del campionato di promozione, abbiamo una prima schermata riguardo a Dattilo Monreale. Dico bene? Sì, esatto, perché si è giocato la finale di playoff fra Dattilo e Monreale. Come si può ben intuire dalla schermata, il risultato finale di 2-2 dopo i tempi supplementari, e il Dattilo per miglior piazzamento vola verso l'eccellenza, dovrà incontrare la vincente di Sporting Taormina e Città di Milazzo, che ora fra qualche secondo scopriremo. E infatti vediamo la schermata della promozione del girone B. Esatto, perché dopo il capitombolo della scorsa settimana per 4-3 contro la Castelbuonese nello spareggio promozione, lo Sporting Taormina è tornato subito in campo, lo ha fatto contro il Città di Milazzo per la finale playoff. Il risultato finale è di 1-0, quindi lo Sporting Taormina si riscatta e va a giocare lo spareggio promozione contro il Dattilo. Per quanto riguarda gli altri 2 gironi C e D, lo scontro è tra Comprensorio Normanno e abbiamo anche una schermata per quanto riguarda questi altri incontri, li possiamo soltanto ricordare? No, questi li ricordiamo semplicemente la settimana prossima. Prossima settimana Dattilo Sporting Taormina e Comprensorio Normanno Mussomeli. Benissimo, perfetto. E allora chissà come andrà a finire, sentiamo un po' anche il parere dei nostri ospiti. C'è uno scontro importante che è Mussomeli-Paternò. Pronostico per Turi di Stefano? Il pronostico, chiaramente... ho capito che ti ferai per il Paternò, però questo Mussomeli non è andato male quest'anno. Ecco, io ripeto sempre, magari chi ha il pronostico favorevole non sempre vincono le partite o le passano il turno. Chiaramente io mi auguro che sia una bella partita e che non ci siano degli scontri, che purtroppo sta capitando frequente.
che vinca il Che Paternò. vinca il migliore. Tra l'altro, Salvo D'Arrigo, il Paternò ha vinto uno scontro importante con la Leonzio, quindi Uno due scontro grandi importante con la Leonzio è molto realtà, chiacchierato per infatti. problemi di tesseramenti, Sì, di sì, è stato punti un di girone un po' penalizzazione, per cui c'era ingarbugliato. una rivalità ancora più accentuata. Però poi in questa partita il Paternò insomma, ha Sì, giocato alla grande per quello che ho contro la Leonzio. potuto vedere, io non l'ho vista la partita, però di immagini della Le partita, cronache dicono che sia stato un bel Paternò. superiore rispetto alla Leonzio. La Leonzio ha molto deluso in questa partita. Per quanto riguarda lo spareggio col Mussomeli, certo, seguendo un pochettino l'andamento dei due gironi, il Mussomeli sembrerebbe, però sono giustamente sempre partite. siccome è una Paternò finale, però è una squadra ben attrezzata. Sì. attenzione, Paternò però non ci sarà né Manca, Bracciolano né Polessi, manca Bracciolano e quello Polessi, sono esatto, due bravo. pesantissime sono due elementi defezioni importanti. per, Voglio sentire anche il parere di mister Aldo Musumeci. Come vedi questo scontro Mussomeli-Paternò? Non conosco il Mussomeli, io penso che comunque queste siano sempre partite molto particolari perché si giocano sempre sul filo del rasoio e quindi è difficile fare un pronostico, no? Gli equilibri Però sono sempre... il Paternò, Però il insomma, Paternò ha spinto una storia, da un blasone. ha una storia importante, ha un tecnico importante, quindi per quello che posso dire, per quello che conosco, non conoscendo la realtà del Mussomeli, io penso che il Paternò in qualche modo sia Potrebbe assolutamente essere leggermente favorito. avvantaggiato. Sì. Dimmi tu, Rick. Parlare di Paternò, Giarre che ha vinto comunque e alla Leonzio, grande. Nobili decadute. ecco questo, Nobili tre decadute, società certo. che chiaramente sono state Beh, le hanno nelle messe tutte alte in questo sfere girone C e quindi chiaramente chi è stata tenteranno penalizzata per il ripescaggio, è no? stata la Leonzio, che mi risulta che ha fatto anche un buon calcio. Sì, la Leonzio aveva una squadra assolutamente attrezzata per fare grandi giocatori, grandi esatto. giocatori come Di Mauro in promozione, gente che ha fatto fanno la professionista. differenza. Però certo. vorrei aggiungere, non per fare polemica verso Sì. il mondo del calcio dilettantistico, però poi i risultati alla fine lasciano un po' il tempo che trova, perché con ripescaggi Certo, si tenta sempre. e E con parecchie squadre che non si iscriveranno perché si sono poi stravolti, e addirittura poi con la crisi economica, con infatti. la crisi di moltissime società, e questa cosa non si sa riguarderà bene. e io ho l'impressione che questa cosa non riguarderà soltanto la promozione ma anche no, molte squadre di molte squadre di eccellenza eccellenza, bravo. che soffriranno no, e moltissimo come? per iscriversi Purtroppo. il prossimo anno perché ci saranno nuovi criteri E per allora quanto lì riguarda bisogna riorganizzarsi nuovamente, l'iscrizione. ritornare Al negli anni dilettantismo vero. 80 e via discorrendo, dove prima categoria promozione, interregionale, CND o quarta Speriamo serie, che questa seconda. riforma sarà un po' Ci vuole la difficile, riforma, mi Speriamo sembra. che questa riforma per l'unione della Lega Pro della prima e della seconda divisione, rendendo più regionale Sia l'interregionale, fattibile, sì. scusando il gioco di parole, ha reso più Sì, però ridotte adesso, le distanze. però io adesso rispondo con una domanda un po' polemica e poi voglio sentire anche i miei ospiti. Una Serie D che sulla carta dovrebbe essere dilettantismo, Aspetta. ma non lo è per Non ha niente. nulla di Scusate un dilettante. attimo, allora se voi ricordate, una volta c'era la quarta serie, Sì. dove c'era la Massimina, Che era un po' una categoria cuscinetto. semiprofessionale, dove c'era solo la C, ma in questo non caso- c'era la C2. ma in questo caso c'era questa solo la Serie D C. dovrebbe e questo essere- ritornerà così, ma sono dei Forza. giocatori dove Allora, devono essere Io retribuiti ricordo, per il lavoro che io fanno. ricordo i tempi in cui il mister mi allenava, c'era la prima categoria, la promozione e poi la Serie D. E la Serie D. A San Gregorio. Appunto. Però Il problema ricordo- fondamentale Questo cosa vuol è dire? che i costi di gestione per questi campionati diventano sono esorbitanti altissimi, sono adesso, esorbitanti. soprattutto per la Serie D. E poi ci succederà anche un'altra cosa, ora diminuiranno le squadre professionistiche. È vero. Molti giocatori non troveranno spazio. E quindi cercheranno l'ingaggio E allora cercheranno che dovrà un ingaggio essere di gente che fa il ufficialmente un rimborso professionista. spese. Scusa, ma ci sarà più qualità, perché oggi c'è più qualità. Cerchiamo di attenzionare un attimino. Sì, ma non ci saranno più soldi però. Ci Ma saranno i soldi sempre saranno meno soldi. meno. Ma sì, Meno sì. soldi. Scusate, Meno soldi. già la partita di oggi, Asci Sant'Antonio Città di Catania, Sì. quando uno vede quelle due squadre e vede Di i prima giocatori categoria. di prima categoria e vede i giocatori, gli investimenti fatti, si rende conto che il discorso del mister è quello È corretto, perché ci sono investimenti importanti per due squadre di prima categoria. È il Valverde che ha vinto il campionato. Però il problema fondamentale in tutto questo quadro è la carenza e l'abbandono quasi totale del settore giovanile.
Bravo! Stiamo aprendo è un canale un importante. canale importantissimo. Però vi devo fermare perché ne parliamo poi nella parte, quella che è più importante, legata alla prima categoria, anche perché le partite sono poche, quindi insomma gli argomenti possono essere sviluppati e vivisezionati bene. Ci dobbiamo fermare perché abbiamo un'altra pausa pubblicitaria. Bene. Non cambiate canale, rimanete con Penalty. E chi scappa? Rieccoci di nuovo in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi puntata numero 22, siamo in onda ogni domenica a partire dalle 19:30 sino alle 21, la replica alle 23 di questa stessa giornata e poi naturalmente anche domani mattina, il lunedì, a partire dalle 8:30. Puntata seguibile anche attraverso il sito della nostra emittente www.sestarete.org, anche in diretta streaming. Adesso parliamo di prima categoria, subito le schermate per capire bene come sono andati soprattutto i playoff, ce n'è stato uno molto importante che Aldo Musumeci ha seguito anche per noi di Penalty, così capiamo bene anche quali saranno poi le prospettive legate ad alcune società anche molto importanti che quest'anno hanno disputato il campionato di prima categoria. Abbiamo la prima schermata, insieme ad Alessio la commentiamo, girone A e girone B. Allora, cosa è successo? Spareggio promozione tra Equipe Comprensorio Palermo e Siculiana. Il risultato finale sorride alla Siculiana che ottiene il salto di categoria in promozione. Si registra anche l'unica finale play-out di tutti gli 8 gironi ed è quella fra Città di Giuliana e Città di Agrigento, con il colpaccio della squadra agrigentina che agguanta la permanenza in prima categoria e spedisce in seconda il Città di Giuliana. Tra l'altro un'equipe comprensorio Palermo che faceva parte di un girone importante, quello con il Borgata Terrenove, esatto, che è stato un po' la sorpresa, no, di quel girone, perché tra l'altro all'interno c'erano dei giocatori di grande qualità. Esatto, l'equipe ha davvero fatto una volata incredibile perché è stata sempre quarta quinta nella parte finale del campionato, ha raggiunto il secondo posto, ha vinto entrambi i playoff. Contro il Siculiana per una questione di entusiasmo e psicologia, se così vogliamo definirla, si presentava come favorita, ma si diceva appunto con i nostri ospiti che in queste partite non c'è mai un favorito. Non c'è mai un favore. Ok, adesso l'altra schermata che la chiude il girone C ed il girone D, dove abbiamo visto la vittoria del Promende. Esatto, Alessio. nella lotteria dei rigori il Promende si impone per 5-4, l'1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari. La lotteria dei rigori quindi sorride al Promende che vola in promozione. Bene. Il sogno sfuma quindi per il Città di Mistretta. E allora a questo punto parliamo del raggruppamento di due gironi, il girone E ed il girone F, con questa finale tra ACI Sant'Antonio e Città di Catania. Ha vinto l'ACI Sant'Antonio. Facciamo vedere la schermata, eccola qui. Il primo commento chiaramente subito con Aldo Musumeci, poi parleremo anche con i nostri ospiti perché voglio sapere se questo ACI Sant'Antonio ha veramente voglia, secondo voi, di ritornare a grandi livelli. Parliamo dalla partita intanto. Aldo, com'è andata? Ma la partita è stata combattuta ed è stata fortemente condizionata dalle assenze. Primo tempo, se non sbaglio, 0-0, no? Primo tempo 0-0, un po' più vivo il Città di Catania che si è reso un po' più pericoloso, ha avuto qualche occasione gol. L'ACI Sant'Antonio sembrava in difficoltà, li aspettava dietro, sì. Poi il secondo tempo un po' il Città di Catania ha abbassato il ritmo su un contropiede, un gol contestato, forse in fuorigioco.
comunque insomma, c'è stato un poco di bagarre. Alla fine è meritata questa vittoria dell'Aci Sant'Antonio? Io credo che in qualche modo abbia vinto la squadra con giocatori più esperti, che ha saputo poi gestire meglio la partita. Certo, le assenze sia nell'Aci Sant'Antonio di giocatori importanti, Pacini, Contarino, sia nel Città di Catania, Garozzo, Alessandria, Leotta, tutti i giocatori che fanno da tempo questa categoria, che vincono campionati, insomma un poco ha falsato la partita. Però credo che tutto sommato abbia vinto la squadra che ha meritato, per quanto Città di Catania il primo tempo assolutamente ha giocato meglio, sembrava un po' meglio messa in campo, però nulla da dire sul risultato finale. Tra l'altro, diciamolo pure Tra che... l'altro, scusami Ettore, Sì. se ti interrompo, volevo segnalare che i 3 gol della Sant'Antonio sono stati tutti messi a segno da Patanè, una tripletta, e il gol del Città di Catania è stato segnato credo da Litteri su calcio di rigore. Città di Catania che forse ha pagato a caro prezzo questa semifinale con il Città di Randazzo, sì ha vinto, però troppe espulsioni, poi ha decimato l'11 titolare per questa finale. Devo no? dire anche nella Sant'Antonio, perché io non ho seguito la partita, ma nella precedente partita ci sono stati numerosi espulsi, quindi insomma tutte e due le squadre non hanno giocato effettivamente con la loro formazione migliore. Però poi sostanzialmente questo Aci Sant'Antonio ha meritato sul campo il passaggio in assolutamente. promozione. La cosa che voglio sottolineare è che la tribuna era assolutamente piena, nell'ordine di 300-400 persone, ma la Giocava cosa, a Fiumefreddo. a Fiumefreddo, ma la cosa bella è stata poi a fine partita, comunque c'è stata grande sportività, queste sono sempre partite molto... Questa è una bella notizia che sì, ci dai, no? Perché assolutamente, con i giocatori comunque che si stringevano la mano, si salutavano. siamo Questo... tutti contenti, qua Sì, i due sì. mister anziani, tra virgolette, sono contenti di questa cosa. No, assolutamente, questo va sottolineato, perché comunque sempre queste partite poi portano tutta una serie di conseguenze Sì, è spiacevoli vero, che invece poi macchiano un po'. Invece è stato molto bello vedere Sportiva. i È stata tifosi una della bella Sant'Antonio serata sportiva. in campo, i giocatori che si abbracciavano. Salvo, perché bello. sorridi e pensi. Parlava Aldo, pensavo a alcune frasi di Arrigo Sacchi, quando diceva Sì. bisogna in Italia bisogna allenare anche e insegnare a saper perdere. È vero, è vero. Cosa che nella nostra cultura forse non... Poi qui in Sicilia è ancora peggio, certe Sì, no, volte, ma spesso e tutta- volentieri. tutta l'Italia, sì. Quindi Si perde, questa frase bellissima, di Sacchi, appena giustamente Aldo ha Certo. sottolineato che è stata una partita Questo è un sportiva, bell'esempio di un mondo... è uno spot ideale per i uno spot ragazzini. ideale per i ragazzi, appunto. Per gli allenatori, quindi che hanno inculcato anche questo. Certo, gli allenatori, i calciatori, i dirigenti, ecco, si può perdere. È quello che Certo, lavora quotidianamente, certo, tu lo sai, è l'allenatore. Aci Sant'Antonio tra l'altro un allenatore anche importante, Lucio Tosto. Anche, Lucio anche Tosto- Fiumefreddo, Di Maria. No, Di ma Maria ha il vedi, record sì. di punti proprio a Sì, Fiumefreddo. Un altro giocatore che è stato un allenatore che è giocatore mio. Lucio Tosto? Sì, anche, certo, anche, sì, anche vabbè, mio. Ecco, volevo dire Augusta, questo, ex che giocatore l'Aci mio. Sant'Antonio negli anni precedenti è una piazza molto importante, dove ha militato nell'interregionale. Sì, Quindi ha per toccato... cui ha dei precedenti importanti. Nostra nobile decaduta. Allora, sì. è una piazza importante, però spesso e volentieri è una piazza dove l'amministrazione comunale Esatto. non aiuta moltissimo. Per cui, siccome negli anni passati le amministrazioni davano un supporto considerevole, adesso le società hanno giustamente grandi difficoltà per gestire campionati di una certa qualità. Secondo me è giusto, perché l'amministrazione deve anche pensare ad altre cose. E oggi che in mancano. particolare, non solo per la Sant'Antonio, tutte le amministrazioni Tutte le sono in grande amministrazioni. difficoltà. Per cui ci hanno vogliono ben degli altro a cui investitori pensare. importanti, quindi adesso bisogna capire se la nuova dirigenza della Sant'Antonio è pronta per un campionato di promozione, perché avendo il blasone sicuramente tenterà di fare un campionato di alto livello. Aldo. Io credo che se fai una squadra così in prima categoria, cioè vuoi salire, e quindi penso che in qualche modo programmi In e qualche modo progetti pensa che faccia- fa la promozione, deve se no è un non senso. Questo è anche Ci vero. sarà continuità indubbiamente. Sicuramente, Però anche perché siccome- hanno una bella struttura, anche Esatto. se il terreno di gioco in erba soffre perché la manutenzione è
molto limitata. Ne parlavo l'altra volta col direttore sportivo Salvo Castorina, che saluto e che chiaramente insomma festeggiava. gli stringo la mano, perché vincere è sempre molto difficile. difficile, Sulla carta sei qualunque indubbiamente favorito, però poi bisogna sempre vincere le partite scendere in per campo, andare vincere le avanti. partite. Quindi un plauso va a Salvo Castorina, che ha costruito un'equipe importantissima, chiaramente con questa ciliegina di Lucio Tosto, che per la prima categoria, senza nulla togliere agli altri allenatori, È assolutamente un lusso. è assolutamente un lusso. Giusto? Categorie superiori alle Ecco, altre, questo è perché importante. un ragazzo molto preparato, professionista. Direi Saprai che che è un una sua professionista. scommessa, l'altra volta quando è venuto qua in studio l'ho anche detto, un po' quasi una scommessa, no? Perché non veniva da campionati travolgenti, Sì, quindi negli ultimi anni magari rimettersi qualche in campionato, gioco, di rimettersi in gioco anche in una categoria anche in una inferiore, categoria però per inferiore è sempre una dimostrare, ecco, di scelta poter molto vincere. difficile. Sì, è molto difficile. Non è questione di è questione se tu c'hai passione, se tu hai, tu anche dalla terza categoria puoi iniziare nuovamente. Certo, ti devono mettere anche nelle Ah, condizioni sì, per lavorare. devono mettere anche in condizioni di lavorare, certo. come tutte le Con una cose. qualità Come di diciamo squadra, noi, che è comunque normale. ci vogliono i giocatori, Sì, gli allenatori sono normale. bravi, fanno il loro compito Incidono giusto, fino a un certo punto, però se non hai i giocatori non è che vai molto avanti. Aldo non ride. No, vabbè. Sei d'accordo? Direi di sì. Però ti vedo sorridere, quindi tanto d'accordo non sei. Voglio sentire anche il parere di Alessio, cosa pensi di questo ACI Sant'Antonio che a questo punto vola nel campionato di promozione? Io Ettore questa vittoria nel mio piccolo l'avevo pronosticata. L'ACI Sant'Antonio veniva da una serie di risultati positivi, il bel 5-2 in casa del Calatabbiano, aveva dato una bella iniezione di fiducia. Il Città di Catania invece veniva da un finale di campionato abbastanza tribolato, dove aveva perso il terreno nei confronti del Città di Valverde, che poi ha ottenuto la vittoria finale. In più questa bagarre nella finale playoff che ha fatto perdere qualche giocatore, insomma a livello psicologico il Città di Catania aveva perso qualcosa. È chiaro che poi il risultato ha dato ragione all'ACI Sant'Antonio, anche se l'andamento della partita era più sorridente al Città di Catania, però poi chi vince ha sempre ragione. È no? vero. Voglio mettere in difficoltà la nostra Federica, perché ho sentito il parere di tutti, sull'ACI Sant'Antonio non sa neanche dove gioca. Partita meritata. Se ne è uscita in maniera molto, molto tranquilla. Parliamo dell'ultimo accoppiamento finale prima categoria per quanto riguarda i playoff, il girone GH. Come è andata, Alessio? Il Macchitella vince per 5-4 ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi Macchitella regolamentari. Gela. Esatto, girone H. Contro il Marina di Ragusa, che quindi si arrende e lascia terreno solamente ai calci di rigore al Marchitella, che va in promozione. Tra l'altro questo Gela che sta cercando pian pianino di ritornare nel calcio che conta, no? Perché c'è stato questo Gela che ha stravinto il campionato e vola in prima categoria, e adesso questo Macchitella che vola nel campionato di promozione. Quartieri Di Gela, insomma, il prossimo anno sarà una bella battaglia, Tra no? l'altro il Gela, che è salito direttamente in prima, aveva veramente un'armata invincibile. Vabbè, di l'altra giocatori. parte, voglio dire. Stiamo parlando di Stiamo parlando di 26 partite con 25 vittorie e un pareggio, pareggio. 76 punti, Quindi vuol dire che- numeri incredibili. Vogliono vincere. chiaramente. Ricordo un gelo di tanti anni. Un gelo Credo che il presidente sia lo stesso. Sì, è lo stesso quello dei dei professionisti. professionisti. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultima pausa pubblicitaria, non sono io a lanciarla, sarà Federica, ma vi dico subito che subito dopo, gioco di parole, parleremo un po' di calcio giovanile, perché qui abbiamo l'allenatore di una squadra Allieri che comunque il suo blasone è considerevole, quindi avremo modo di puntualizzare di più questo ambiente giovanile che comunque rimane sempre quello più sano, secondo me, ma credo anche per gli ospiti sia quello più sano. Ok, lanciamo la pubblicità. Sì, Ettore, ben detto, abbiamo l'ultimo stacco pubblicitario e rimanete con Penalty.
Rieccoci in studio, siete con Penalty, vi voglio ricordare ancora una volta l'appuntamento importante che chiuderà questa stagione 2013-2014 in diretta qui da Sesta Rete. Avrete modo di seguire questo Penalty Awards, altro non è che il sunto finale di una stagione sul calcio dilettantistico, con la premiazione dei migliori giocatori per ogni ruolo, miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante. Ci sarà anche un'appendice legata agli allenatori e ai dirigenti. Questo per quanto riguarda il campionato di eccellenza, per quanto riguarda anche il campionato di promozione, mentre per quanto riguarda il campionato di prima categoria ci sarà soltanto un premio quale migliore giocatore appunto della stagione 2013-2014. Avremo modo di dare ulteriori dettagli già dalle prossime puntate di Penalty. Vi ricordo quindi giorno 25 qui presso gli studi di Sesta Rete, questo grande galà dove avrete modo di conoscere i migliori giocatori della stagione, compreso anche tutto il gotha del calcio dirigenziale siciliano. Insomma, sarà un appuntamento da non perdere, che consigliamo chiaramente ai nostri telespettatori, che ogni domenica insomma, ci sorprende, ci fa piacere, aumentano sempre di più. Parliamo adesso nella parte finale della nostra trasmissione con gli ospiti sul calcio giovanile, perché insomma lo abbiamo fatto durante il corso della stagione, mi sembra giusto continuarlo ad approfondire. Lo facciamo subito con Salvo D'Arrigo, che allena una squadra di un settore giovanile, per cui insomma chi meglio di lui ci può dare un quadro. Parliamo di un campionato provinciale, non quello regionale, sì, giusto? Quindi quello che si svolge nell'Interland catanese. Allenatore dell'Allever, Nuovo Lever, categoria giovanissimi. Giovanissimi, sì. Com'è andata? Per te soprattutto? Siamo benissimo, perché abbiamo ribadito il risultato dell'anno scorso, anzi migliorato, siamo in nelle finali. Siete nelle finali, sì. Finale dobbiamo disputare il triangolare che ci porterà, speriamo, se riusciamo a vincerlo, alla Quali sono le altre squadre? Provinciale. E in questo triangolare insieme a noi c'è l'Audax Poerio di Caltagirone, mitica, storica, e un'altra mitica società che è l'Ardor Sales. E questo ci fa piacere, perché finalmente è ritornato in auge l'Ardor Sales. E te lo dice oggi uno che insomma ci ha pure giocato, l'ha pure allenata. Aldo insomma ne è stato anche uno degli artefici, ed è la dimostrazione che si ritorna all'antico, no? Perché una storica società come l'Ardor Sales non poteva mancare, soprattutto nel settore giovanile. Ha avuto dei disagi negli ultimi anni fa, ha perso molti ragazzi che sono andati via, la società ha rinunciato anche alla categoria dilettanti, ma ora si sta riprendendo e sta riorganizzando il settore giovanile e la scuola calcio. Poi tra l'altro insomma è una società legata anche all'ambiente religioso. E poi da tantissimi anni che opera storica, il campetto di via Vincenzo Giuffrida. E proprio oggi nel campetto di via Vincenzo Giuffrida si è disputata la prima giornata. Bene. Io da osservatore, giusto, da osservatore attento, a Dorsale si è battuto l'Audax Poerio 2-0 e domenica prossima noi affronteremo l'Ardor Sales. Ah sì, certo, perché poi nel terzo incontro giocherete con l'Audax, quindi sarà già quasi uno spareggio dentro fuori. Certo, un triangolare ogni partita è come uno spareggio. È vero, è vero, è vero. Com'è andata quest'anno la stagione nell'ambiente giovanile provinciale? In generale? Si è un po' sofferto, in generale, sì. Sia allievi che giovanissimi. Le sofferenze sono sempre economiche. Quello è normale. Peggiorano sempre di più. E meno male che le trasferte non sono tantissime. Certo, e noi per esempio siamo dovuti sobbarcare in un girone provinciale due volte Caltagirone, 2 squadre di Caltagirone, poi una di Scordia e una di Palagonia. Sono anche delle spese per una piccola Certo, questo è anche vero, però io credo che questo sia anche positivo per i ragazzini, perché l'idea di partire, giocare fuori, è uno stimolo che anima di più la voglia di giocare. Però purtroppo dal punto di vista dirigenziale organizzativo sono spese che si inseriscono insieme ad altre spese come l'affitto del campo comunale e tante altre cose. È vero. Che schiacciano un pochettino quello che è il settore giovanile qui locale. La mancanza di fondi, la mancanza di contributi, la mancanza anche di strutture fa sì che purtroppo i ragazzi si allenano sempre di meno. È vero. Beh, ragazzi che comunque, qui sicuramente anche Turi mi può confermare, hanno anche altre cose adesso in mente rispetto a 20 anni fa, cioè ormai c'è internet, c'è la PlayStation, insomma ci sono tanti altri interessi, tante altre
divagazioni. Purtroppo, sia nel bene che nel male, indubbiamente, sono sia vantaggi che svantaggi. È vero. Però, come giustamente dice Salvo, bisogna attenzionare, a prescindere dalle strutture, che questa è una cosa che si ripete negli anni precedenti, questa quindi è ormai storia è vecchia, ripetitivo. storia vecchia. Io direi Ed è inutile quasi che si ritorna sempre a parlare di questo problema, perché direi, penso che non verrà quasi mai risolto. Principalmente ci vogliono gli istruttori preparati, molto ma molto preparati, perché come hai detto tu ci sono anche dei ragazzi interessanti, quindi basta seguirli. Perché tra l'altro notiamo anche nelle scuole calcio, perché io per tantissimi anni ho fatto scuola calcio, dove ci sono avventurieri. E gli avventurieri purtroppo devono essere eliminati. Poca qualità. Poca qualità a livello di istruttore, questa è la cosa che mi ha fatto sempre pensare. È quella che fa soffrire. Ecco, tu devi insegnare già fin da bambini, poi si vedranno se sono giocatori o meno, quando meno la cultura, ecco, anche di saper perdere. Si Quindi soffre in questo caso, ecco. Soffre un po' la realtà giovanile. E dobbiamo attenzionare il settore giovanile a qualsiasi livello, dove si sta Allora abbiamo bisogno di tecnici. è normale, abbiamo se tu bisogno di tecnici oltre che al abbiano materiale anche- umano dei ragazzi, Certo. però ci vuole il maestro che deve, se non vero. c'è il maestro hai voglia. Aldo, sì, adesso un attimo, Salvo, volevo parlare con Aldo, perché Aldo ha seguito un po' più da vicino soprattutto i gironi dei regionali, no? Una San Pio Ieri sono andato alla a vedere, grande. ieri ho visto San Pio, Santa Sofia, ha vinto 1-0 meritatamente, una squadra sempre che Cioè la San Pio dimostra che comunque è a alle livello semifinali, giovanile alle è semifinali. sempre... Sì, ma è una squadra assolutamente fatta di Che negli anni costruita, sempre poi un dato allenatore tanto. che sicuramente per il settore giovanile in qualche modo è sprecato, perché Antonio Battiato che è preparatissimo. Sì. E quindi comunque abbiamo una squadra catanese, perché l'altra era l'Atena Paternò che è uscita col free time, è una squadra catanese che va a fare le semifinali regionali. No, io Tu ridi, lo so perché No, io ridi. rido perché sono dei nomi, Salvo qua giustamente me lo può confermare, Sì. quasi sconosciuti. Nuovi, sconosciuti. Prima, insomma, Cappuccini, beh, Catane, Palestro, Pais, stiamo parlando veramente della Pais, storia del Adversario, Pais. esatto. Ci sorridiamo, dai, dobbiamo sorridere. Però ricordo qualche anno fa, ecco. Sì, qualche anno fa. Chiaro, è logico. Però Scusa, Sì. tu te lo ricordi quando si giocava a Zia Lisa, dove c'erano delle partite allieve, 1000-1500 persone. La domenica finiva. mattina. La domenica mattina, che era con uno spettacolo. È vero, è vero. Quello c'era un che grande poi- interesse anche Esatto. perché, Ecco perché sì. allora, il problema è un problema sociale generalizzato. Il problema, come hai detto tu, dei ragazzi che oggi sono attratti da ben altri interessi, indubbiamente, però collateralmente c'è anche il problema che gli spazi e gli orari sono ridottissimi. Ci si incastra dentro l'ora e 20. che la nostra città ha sempre evidenziato, cambi sono stati sempre pochi, E però allora- erano compensati dal fatto che c'erano le strade e c'erano gli oratori. Ecco, Che adesso non ci scusa, sono più. Non ci sono Però più. c'è un'altra cosa, ci sono molte iscrizioni di squadre dove tolgono, tanto per fare una squadra, società nuove che diciamo così vengono iscritte. Quindi ci nei vogliono più campionati. campi. È chiaro, e quindi ecco, dovrebbe essere ridotto, ecco perché dico c'è molta quantità e poca No, qualità. il problema è che i ragazzi hanno voglia anche di Sta giocare. diventando Certo, un talk la nostra trasmissione più che di risultati, commenti sportivi. Come? Però è dico, sta diventando un talk ormai la nostra Ma trasmissione. no, vedi, Tu si vede che siamo a fine anche- se si stagione. parla però di settore giovanile. no. Però scusa. è anche vero quello che diceva il mister Di Stefano, perché comunque ormai la scuola calcio è diventato un business, quindi chiaramente le E qui iscrizioni, spara anche una soldi. porta, Aldo, perché E quando tu mi quindi- dici una cosa e di quindi è un questa, giro diverso rispetto a io 15, mi amareggio 20 anni fa. doppiamente, perché hai detto pura santa verità, c'è molto business. certo. Però nel business molto, anche se le spese ci sacrificio sono, anche, è sai, sacrificio, è c'è sacrificio. il fatto che l'unico sfogo per i ragazzi che vogliono intraprendere lo sport del calcio è solo la scuola calcio, non c'è altro. Questo è anche vero. Ai miei tempi, quando ero ragazzino, io avevo la scelta di andare a giocare Atletica o in mezzo leggera. o in mezzo alla strada, nel cortile o ai Salesiani o Ci in comunque. vorrebbe una puntata Poi, sì, per parlare un attimo per proprio di scuola concludere, se calcio, ce ne sarebbe posso, molto, sì, ma pochi molto secondi, meglio. devo dire anche un'altra cosa, sì, la competenza dei tecnici, però noto ormai da tantissimi anni, c'è anche, e questa è una cultura italiana, anche nel settore giovanile c'è la ricerca spasmodica a qualunque livello, anche nel settore giovanile, del risultato. Ed è il grande campione che possa far fare soldi. Con i risultati ricercati Esatto.
E allora, al di sopra di scusami, ogni cosa. e la colpa è questa, Si va indietro, non si va principalmente avanti. di noi, di tutti, allenatori, di tutti, principalmente di tutti. nostra. Dei dirigenti anche. Di Di conseguenza, io vogliono, l'allenatore gli inculco la mentalità anche al dirigente, Sì, sì, ma sì, siccome sì. si fa in simbiosi, dirigente e allenatore, purtroppo, non tutti fortunatamente, perché ci siete oggi quelli che fate appunto settore giovanile, lo fate abbastanza bene, avete delle esperienze, che anche i dirigenti inculcate questa mentalità del non risultato, Speriamo ma che le cose deve possano uscire cambiare. il ragazzo è quello che è È importante, vero. se deve fare strada. Quello è il risultato Allora in questo più caso grande. chi ha studiato una mentalità salesiana vi Ecco. posso dire che allora ai suoi tempi si lavorava molto su questa cosa qui, no? Aldo, me lo puoi confermare? Poi certo, io ricordo anche Ettore come allenatore che in campo era assolutamente... Vabbè, ma però con grande rispetto Assolutamente, degli avversari, questo sempre, Forse però questa era un l'unica cosa- appassionato. Vabbè, la passione deve essere sempre Certo. importante perché serve anche da esempio per i ragazzini, perché se il proprio allenatore non trasmette la passione, l'energia, la forza, il ragazzino non lo assorbe. agonismo, certo. Giusto? È chiaro. Va bene, abbiamo fatto anche in questo caso una marcord su nomi, fatti e misfatti di un calcio dilettantistico giovanile che probabilmente non esiste più. Siamo quasi in chiusura, la passerella finale la facciamo anche sempre con i nostri ospiti con una pagina totalmente diversa. Allora, il prossimo anno ritorni in campo, che fai? No, ma in campo, ritorno in campo non come allenatore Sì, assolutissimamente. questo Io- lo sappiamo che hai Sai, appeso le scarpette al sì, chiodo, ma completamente. però dico Il ritorni fischietto, sicuramente col se c'è fischietto in mano? qualche società. No, con la scrivania pronta. Con la scrivania, io sono a disposizione, ci mancherebbe. Quindi c'è questa voglia. Questa voglia Oh, ancora bene. c'è. Questa voglia ancora c'è. E quella non deve morire mai, Assolutamente, perché è il mio pane quotidiano. Bravo. Perché È il mi tuo fa sentire ossigeno. giovane, il mio ossigeno, e sono E strafelice. poi sei in forma. Ma poi il mister è una leggenda. È una leggenda. È una leggenda. Mentre invece per Salvo D'Arrigo, vabbè, a parte questa parentesi Sì, bellissima di bellissima, questa finale che tra no, poco andrei a vivere di la settimana continuare prossima, ancora perché io in mezzo ai ragazzi mi sento ancora giovane. quindi meglio Io- così che ritornare sul calcio dove il risultato diventa fondamentale, il Però non presidente... disdegnerei anche di ritornare, sai, qualche volta ci penso, Ah, qualche quello possibilità. è il virus, quello è il sì, virus sì. Certo, è un che ambiente un po', colpisce. è un sistema di una mentalità un po' diversa. È vero, è vero. Però sarei pronto anche per quello. Benissimo, mentre invece Aldo è pronto per la nuova stagione 2014-2015 perché insomma arrivano voci non più di settore giovanile perché mi sono arrivate voci tra promozione e prima categoria a vincere, come si suol dire, è un termine che si usa molto nell'ambiente. Finora c'è stato qualcosa, qualche contatto. Ti manca un po' la squadra, no? Vabbè, quest'anno mi sono riposato. Ti sei sono anche riposato. disintossicato. L'esperienza di Militello è già dimenticata per fortuna, ma sicuramente comunque ritornerai in campo perché insomma le voci arrivano, il calciomercato all'interno anche della nostra trasmissione arriva di personaggi che si spostano di squadra in squadra e in questo caso sono sicuro che anche per te ci sono belle notizie per la stagione 2014-2015, quindi ti auguriamo un in bocca al lupo. Indubbiamente. Un bocca al lupo anche per Salvo Grazie. D'Arrigo per la sua prossima finale giovanile, mentre invece con Turi Di Stefano per chiudere dobbiamo ricordare anche un avvenimento che succederà a giorni. Ecco, questo faccio l'allenatore. Ecco, perfetto. Ecco. Fai l'allenatore, Ecco. però attenzione, l'allenatore è assolutamente goliardico, Certo. simpatico, non pretenderai il risultato, mi auguro. Assolutamente no. ok. Per questo un è- giorno, allenatore per un il giorno. 21, Allenatore appunto, per un giorno. Il 21 c'è la partita che Luca Napoli, Italia Sì. 20, sta organizzando per 9 anni, Sì. in collo alla solidarietà. prettamente. Chi allenerai? Qual è il Io team sono che- i giornalisti. I giornalisti, Ma bene. sarà uno spettacolo, indubbiamente. Il spettacolo, cioè, sono circa 30. Manca la rappresentanza di penalty però in questo team. Io Sto scherzando, ci lo so, mancherebbe. comunque io ti dico una cosa, che sicuramente come si vede qui nella schermata sarà una partita importante per la Solidarietà. solidarietà, Certo. tutti i soldi, cioè ci saranno Tutti gli dei incassi, buoni tutto gli incassi, l'incasso. c'è buoni pasto che si daranno Oh, all'università bello, e bello. questo già è importante. E vorrai vincere, che dire? perché tu non sei un Che allenatore dire? che L'anno si siede in scorso- campo per L'anno perdere. scorso siamo arrivati terzi, quest'anno gli ho detto ai ragazzi, secondi, se no... State facendo qualche allenamento? Probabilmente ne facciamo almeno pure. uno, così vi Vediamo, ma più che organizzate. altro per stare assieme e poi andare a mangiare la pizza. Benissimo, Solo per benissimo. questo. Ok, perfetto. Come vedete abbiamo inserito anche questa giusta, doverosa promozione per la giusta solidarietà di questo incontro di calcio. Allora salutiamo Alessio.
Sveglia, ti sei addormentato? No, Ettore. Cosa pensavi? È il discorso sui giovani che poc'anzi ti ha colpito? sì, è morto. Poi tu hai prima detto probabilmente non esiste più, io il probabilmente lo tolgo, quel calcio non esiste più e quindi il futuro calcio che ci aspetta non sarà più come quello che abbiamo. Però bisogna essere un po' ottimisti, in chiusura. Ma non lo so, Ettore, finché i media attenzioneranno tutto ciò che non va attenzionato, finché vanno puntati i riflettori su chi dà l'esempio negativo anziché quello positivo, non vedremo altro che bambini di 6 anni e mezzo con la cresta arancione che dicono di essere il Shaarawy o Balotelli. Infatti vorremmo sotto questo punto di vista, proprio a chiusura, dire che forse qualche giocatore potrebbe anche farsi qualche tatuaggio in meno e indossare qualche maglietta un po' più larga anziché attillata e magari usare le cuffie un po' più piccole perché esistono. Ecco, questa è l'immagine di un calciatore che probabilmente insomma non tutti sono d'accordo a vedere. Salutiamo Federica? Senz'altro, io vi saluto in maniera un po' più allegra di Alessio. Auguro una buona serata a te Ettore, a voi in studio e ai nostri telespettatori ovviamente. Certo, naturalmente la prossima settimana ritornerà anche l'altra penaltina, Giulia Bonaccorsi, e ritorneranno anche gli altri commentatori Ciccio Rametta e Carmelo Puglisi. Io per quel che mi riguarda vi saluto qui, vi ricordo che siamo in replica alle 23, siamo in replica anche lunedì mattina a partire dalle 8:30 e vi ricordo che potete seguire questa puntata anche in diretta streaming su www.sestarete.org. Vi salutiamo e vi salutiamo da questa settimana con la nuova sigla che serve un po' da apripista alla nuova grande avventura dell'Italia ai Mondiali 2014. Arrivederci e appuntamento alla prossima settimana. Un amore così grande